20:10, buonasera, buonasera, ben ritrovati con Antena 3, come sempre l'attualità servita al nostro tavolo a quest'ora. Allora, ricominciata la nostra settimana di approfondimenti, oggi abbiamo scelto un tema particolare e abbiamo deciso di affrontarlo, non solo lotta agli sprechi, ma anche l'attenzione all'ambiente, che forse in qualche maniera, lo abbiamo detto più volte, è tornato alla ribalta l'attenzione all'ambiente per merito di una ragazzina di cui tutto il mondo parla e che ha costretto in qualche maniera non solo la politica a mettere al centro l'attenzione e in modi le politiche per preservare il nostro futuro, ma anche le aziende. Allora questa sera ne parliamo con Fabio Donà, direttore marketing di Aspiag Despar. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti, grazie. E Fausto Pozzobon, lottatore Lega Ambiente. Buonasera, ben trovato. Salve, salve. Allora, tra l'altro poi avevamo preparato una cosa che abbiamo raccontato nei giorni scorsi a Trieste, proprio sul riutilizzo particolare della plastica per creare una scultura, e quindi l'attenzione che è la Barcolana, quindi no, l'evento per antonomasia di Trieste, quindi la regata più partecipata al mondo. È così? Cioè una ragazzina che dice a tutto il mondo mi avete rubato il futuro, costringe in qualche maniera non solo la politica a delle azioni vere, forti, no? Parliamo dei green bond per la manovra di cui si discute in questi giorni, ma ha costretto le imprese a ristudiare un po' le proprie azioni, le proprie politiche anche in questo senso. È così? È così, e io dico per fortuna anche, cioè nel senso che l'asticella si è alzata e questa è una fortuna. Le imprese private, oltre al pubblico, dal mio punto di vista hanno una grossa responsabilità in questo, soprattutto imprese della grande distribuzione come la nostra, perché alla fine noi abbiamo una grossa responsabilità, ci inseriamo in questi territori con tanti negozi, quindi con delle costruzioni anche imponenti e impattanti, con una massa di prodotti all'interno di questi negozi importanti, e avere una presenza sostenibile nei confronti del territorio non è solo un bene, io dico, per il territorio, come deve essere, ma soprattutto un bene anche per l'impresa privata, cioè è proprio un interesse anche da un punto di vista commerciale, perché alla fine se noi ci inseriamo in un territorio fertile, vivo, che vive, che non è un territorio morto, è un territorio fertile anche per l'impresa privata. Quindi io vorrei uscire al di là di ogni retorica, cioè l'impresa alla fine lavora anche su questi aspetti, non solo e non tanto per far fronte a tematiche di questo tipo qua, perché la società se l'aspetta, perché è importante nei confronti della comunità, ma io voglio sottolineare il fatto che hanno un rendiconto importante anche da un punto di vista economico per l'impresa stessa, perché vuol dire vivere in un territorio fertile. Di un risparmio e di una rigenerazione allo stesso tempo. Di un risparmio, di una generazione e soprattutto di vivere in un contesto di territorio che sta bene. Però quando io penso ai centri commerciali, ai grandi supermercati, alle grandi catene come le vostre, immagino la lotta allo spreco che si declini soprattutto sul fronte del cibo. C'è anche questo? C'è anche questo, adesso al di là di quello che succede anche nei confronti degli altri competitor, io parlo quello che succede all'interno della nostra azienda, certo. Devo dire che noi andiamo abbastanza orgogliosi di questo e proviamo a raccontarlo anche ai nostri clienti più volte. L'anno scorso noi siamo riusciti a donare circa 7 milioni di euro a valore di cibo che altrimenti sarebbe stato immesso come rifiuto nell'ambiente. E questo ha due grandi valori dal mio punto di vista. Il primo, che doniamo cibo a gratis a persone che ne hanno bisogno, e questo nei confronti della società e nel territorio e nella comunità dove operiamo, dal mio punto di vista, oltre ad avere un valore etico e morale molto forte, c'è anche un valore proprio di sostentamento verso le persone che magari non si possono permettere di comprare quel cibo. Siamo l'unica azienda della grande distribuzione che ha ogni negozio collegato a una o più onlus del territorio di riferimento. Anche questo Quindi è un tema... quello è il tramite per arrivare alle persone bisognose. Sarebbe stato molto più semplice donare tutto a una onlus unica e lasciare alla onlus il compito di distribuire poi questo cibo. Però, per esempio, con i freschi sarebbe stato un problema, perché poi i timing e le tempistiche invece si ha sul territorio, c'è una varietà vicina poi, o delle strutture vicine al singolo negozio, vuol dire per noi comunque un lavoro maggiore, però vuol dire essere molto più puntuali nella consegna. Allora Pozzobon, è così? Cioè anche le aziende, i privati, no? Si costringono adesso ad adeguarsi a un tempo in cui abbiamo noi stessi delle pretese, in cui speriamo che chi decide compia azioni in questo senso? Sì, dice Greta, la casa brucia e c'è qualcuno che non se n'è accorto, insomma. Ecco, io credo che queste siano cose meritorie da parte del... Io conosco l'esperienza di Coop, non voglio far
anche Coop, il Banco Alimentare, ha tutto un discorso di recupero di questi materiali che poi andrebbero se no buttati in discarica. E anche là c'è un risparmio, voglio dire. Vorrei che, visto che adesso stiamo parlando con il governo di Green New Deal, vorrei che il governo stanziasse più soldi per quel che riguarda questa riconversione qua. Non si parla di green bond per un valore di fino a 50 miliardi? Ho capito, però secondo me ci sono altri soldi che potremmo recuperare, ad esempio dalla spending review. Ma questo lo diciamo da anni, poi alla fine si recupera purtroppo molto poco. In pratica è sparita, guarda che in pratica noi recuperiamo da bilancio, recuperiamo 2 miliardi soltanto, quando è possibile recuperare molto di più, ma lo stesso. Ecco, importante questo discorso qua del taglio di quasi 2 miliardi alle agevolazioni fiscali dannose per l'ambiente, per prodotti dannosi per l'ambiente. Questi soldi vanno riconvertiti da quest'altra parte, cioè, secondo me questa è la cosa. Da parte nostra come Lega Ambiente noi facciamo la nostra parte per quanto riguarda l'educazione, chiaramente, perché siamo Lega Ambiente, scuola e formazione, e quindi siamo nelle classi, siamo a spiegare l'economia circolare, ecco il discorso che si innesta su quel ragionamento che faceva prima De Spar, e credo che sia quello che ci compete. Ad esempio facciamo cose per avere dei materiali da mettere sotto il naso alle scuole, da mettere sotto il naso agli studenti. Noi facciamo 3-4 mila persone che vengono nella nostra oasi di 24 ettari in quel di Maserata sul Piave, in quel di Salettuol, e là parliamo insieme con un'altra azienda che è la Contarina, insieme a Contarina parliamo di economia circolare all'interno del bosco, che è in pratica le cose che si parte dai resti degli alberi, degli animali che muoiono, cose di questo tipo, e si forma humus, tanto da creare quell'evoluzione vegetazionale che altrimenti non vedremmo. Sì, ma è così, quindi a maggior ragione, cioè l'impresa o il privato più avanti rispetto alla politica, che invece deve decidere? Ma noi abbiamo continuamente delle proposte da parte dei privati, delle aziende private, di poter lavorare con loro, cioè noi non siamo ancora organizzati per rispondere positivamente a tutti, ma ci sono 3-4 aziende che ci dicono: perché non facciamo sta cosa qua insieme? Ne cito uno qua di San Biagio, e non faccio il nome, in pratica ci dicono: noi abbiamo a disposizione 20.000 euro all'annata e vogliamo fare qualcosa di significativo all'interno dell'ambiente. Lo stiamo cercando, io credo che troveremo anche un posto, addirittura un altro privato, che mette a disposizione 3-4 ettari di terra con il fiume che ci passa in mezzo, il Musestre in questo caso, e là potremo creare un'area per fare educazione ambientale. Queste cose sono all'ordine del giorno, io credo che andremo sicuramente anche da De Spar. A questo punto nasce una collaborazione indiretta praticamente. No, anche perché il tema dell'educazione ambientale anche a noi sta particolarmente a cuore. Poi noi come azienda abbiamo iniziato anche a creare proprio dei momenti anche di contatto con i nostri clienti, soprattutto con i bambini, poi con le famiglie, con i bambini. Abbiamo un progetto che si chiama Le Buone Abitudini, da circa 2 anni l'abbiamo collegato non solo alle buone abitudini nutrizionali, quindi provare anche a raccontare ai bambini e soprattutto ai genitori, alle mamme e ai papà quali sono i cibi più corretti, qual è l'equilibrio nutrizionale migliore anche per il bimbo, ma l'abbiamo unito da circa 2 anni anche alle corrette abitudini ambientali, quindi alle buone abitudini ambientali. E questo secondo me è un passo importantissimo, perché mangiare bene bisogna anche coniugarlo al fatto di poi avere delle regole ben precise anche di rispetto dell'ambiente che ci circonda, e soprattutto bisogna raccontarlo ai bambini. Per esempio, guardi, recentemente noi abbiamo sponsorizzato un evento bellissimo che è la Barcolana Trieste, che è un evento che, proprio perché è sospinto dalla forza del vento, secondo me è un evento che dovrebbe essere la metafora, secondo me, dell'ambiente. Io ho avuto la fortuna anche di partecipare, è stata veramente una cosa meravigliosa. A bordo di? Ero a bordo di una barca piccolina. Vabbè, ma sono quelle che sono andate meglio, no? Abbiamo impiegato un sacco di tempo per arrivare. Non c'era vento. Ma non c'era vento, e quindi a sorpresa hanno vinto i più piccoli, diciamo. C'era pochissimo vento, non si potevano accendere i motori, esatto. E quindi tutti erano in balia della natura. E questo è stato un messaggio bellissimo. Quindi, perché l'uomo non poteva intervenire, era la natura che decideva i tempi della gara, no? Quindi è stata una metafora bellissima. Però al di là dell'evento, la nostra azienda che l'ha sponsorizzato, ci sono tanti modi per sponsorizzare, si possono dare i soldi, esce il proprio marchio, secondo me è un po' sterile.
Abbiamo provato anche a prenderci tutti i bambini delle scuole di Trieste, in collegamento anche con la Barcolana, durante anche la presentazione di questo pesce bellissimo. Lo vediamo? Lo vediamo. Dai, lo vediamo, poi lo commentiamo insieme, proprio perché abbiamo fatto cenno, glielo dico direttore, abbiamo tolto la presenza, diciamo, della vostra azienda perché lei è qui, quindi adesso vediamo il servizio, ma non ci sarete, però insomma è chiaro, vediamo. Ecco dunque Alice, il simbolo della 51esima edizione della Barcolana. L'installazione è stata disvelata questa mattina in Piazza Unità, dove quello che molti già chiamano il Sardon resterà posizionato per tutta la durata della kermesse, al termine di una cerimonia che ha avuto protagonisti i bambini, chiamati a realizzare un proprio elaborato dedicato al problema gravissimo della plastica in mare. Siamo tutti sulla stessa barca, ciascuno deve prendersi cura dell'ambiente, deve evitare di buttare le plastiche in mare, deve impegnarsi per tirare fuori la plastica dal mare, dai pesci. Perché infatti Alice è in plastica. Attenzione però, non si tratta affatto di un paradosso, giacché il Sardon è stato realizzato attraverso il materiale raccolto ai supermercati Despar. A significare la possibilità di riciclare un materiale che, se abbandonato, porta alle gravissime e fra l'altro ormai documentatissime conseguenze di cui tutti sono a conoscenza. Un simbolo della Barcolana, ma un simbolo di amore per il futuro del mare, per il futuro della nostra città. Credo che l'esperienza che abbiamo vissuto questa mattina con tanti futuri cittadini di Trieste sia un'esperienza veramente straordinaria. Che rappresenta un impegno corale per l'ambiente di tutta Trieste, e noi siamo felici come Cega Sappia Siamga e Gruppo Era di avere dato poi tutto sommato forza a questa volontà di fare qualcosa per l'ambiente tutti insieme. Per il futuro ci sono tante idee. Chiusa Barcolana 51, Alice farà mostra di sé intanto al termovalorizzatore di Servola. Poi è certo che non verrà smantellata, già che par di capire, e altrettanto certo si arriverà ad un ragionamento su un'ulteriore ricollocazione, che chissà potrebbe pure essere definitiva. Questo ce lo deve dire lei, è così? È così, al di là poi il pesce era un simbolo bellissimo, questo Sardon. Perché per il triestino, sa, no? Perché segue anche Catena 3, Friulenza Giulia, quindi il Sardone è uno dei simboli. Ma proprio chi ha avuto modo di vederlo da vicino, è veramente un'opera artistica, fatta molto bene. Veramente il pesce era bellissimo. Ma secondo me, oltre ad essere il simbolo dell'evento, è riuscito ad alzare l'attenzione in maniera molto forte, in questo caso specifico sul tema della plastica in mare, che era un po' il trade union anche di Barcolana quest'anno, che è un tema che riguarda in maniera forte le aziende della grande distribuzione, perché poi noi plastica ne vendiamo tanta, c'è il tema proprio anche del riutilizzo della plastica, del riciclo della plastica, c'è una direttiva europea che prevede entro il 2022 il divieto poi di vendere all'interno dei supermercati tutta la plastica monouso. Ecco, questo volevo... La nostra azienda su questa si è impegnata già dal 2021, quindi con un anno di anticipo rispetto alla direttiva europea, di togliere tutta la plastica monouso. Questo non è semplice, perché poi i prodotti non di plastica per il monouso costano dalle 2 alle 3 addirittura alle 4 volte rispetto alla plastica. Poi però non può riversarsi sul prezzo al consumo questo, perché poi il nostro cliente non è disposto a spendere bisogna tanto trovare un'economia per ammortizzare. Per le aziende di grande distribuzione è un tema, cioè bisogna anche derogare rispetto al vantaggio economico che si può avere, ma perseguire temi ambientali così forti. Cioè, qui adesso, Pozzomon, abbiamo già la pubblicità, ma vorrei sentire anche lei prima di questo. Cioè, c'è una linea precisa che è quella di utilizzare poi quei famosi distributori, no, all'interno che sono per esempio per lo shampoo, possiamo dire, sì. No? Sì, che esistevano già anni fa, si è tentato, ma mi sembra che sia un po' sfumata quella politica negli anni precedenti, ma adesso la si introduce con più forza. No? Noi siamo investiti dal problema della plastica, l'abbiamo dappertutto, perché poi tu butti un foglio di plastica, tu butti un involucro di plastica, poi si riduce a piccole parti che vengono tra l'altro e che entrano addirittura nella catena alimentare in cui c'è anche l'uomo, voglio dire. Il pesce molte volte quando vede fluttuare nell'acqua un determinato piccolo inserto di plastica se lo mangia e lo ritroviamo. Drammatica quella scena, non so se avete presente, quella dell'isola di plastica, certo. Ecco, dove ci sono gli albatros che muoiono pieni di plastica dappertutto. Ecco. Io credo che questa è una cosa che bisogna fare e bisogna fare un discorso che riguarda proprio un discorso di incentivi per le imprese che possono, quei soldi che prendiamo ai prodotti dannosi li investiamo qua, ma secondo me, io ritorno su un discorso di bilancio dello Stato, insomma, di bilancio del nostro governo.
Bisogna trovare ancora più risorse assolutamente per invertire. Guardate che la battaglia non è semplice, cioè, noi siamo di fronte effettivamente a una catastrofe. Se noi continuiamo così, cioè le cose che magari qualcuno vedo dei giornali che parlano dei gretini della Greta, che bisognerebbe investirla mentre cammina per Roma, c'è una giornalista che io amo tantissimo che dice anche cose di questo tipo. Guardate che se pensate al discorso dei ghiacciai che si sciolgono, qua c'è effettivamente da pensare a un discorso di risparmio, di muoversi contro lo spreco di suolo, spreco d'acqua. Pensate quante cose bisognerebbe fare e secondo me la politica non è preparata per fare questo. Per cui c'è bisogno di un'alleanza forte tra la distribuzione, in questo caso, e il mondo ambientalista, serio, non quelli che... Io conosco ambientalisti magari di estrema sinistra anche che aspettano che ci sia la fine del mondo e poi dire l'avevamo detto noi. Allora, pochi istanti continuiamo a parlare di questo, di lotta agli sprechi, economia verde. A tra poco. Parla. Torniamo in diretta, dunque stiamo parlando di lotta agli sprechi e economia verde, cossidetta, che ribadisco è secondo me un tema che ora è entrato in maniera preponderante nella nostra attualità, nel nostro dibattito, Greta o non Greta, questo al di là di tutto forse ci interessa poco, però è vero che noi stessi ci rivolgiamo magari ad imprese o attività che abbiano questa come missione, no? E quindi come attenzione. È vero che noi stessi poi dobbiamo nelle nostre abitazioni non solo porvi attenzione. Voi da quanto tempo fate progetti di questo tipo? Ormai da un po' di anni, questo vuol dire, vi cito solo un esempio. Tutti i nostri Interspar, che sono i negozi più grandi, quindi con la superficie più grande, oggi hanno la certificazione ambientale ISO 14001. E che cosa implica questa? Cioè, implica tutta una serie di rispetto su tematiche ambientali, quindi illuminazione full LED, 100% dei negozi devono essere di energia verde, raccolta differenziata dei rifiuti, recupero calore, impianti di CO2. Questo al di là di entrare poi sullo specifico, comunque vuol dire un investimento maggiore. Certo, un costo. Per l'azienda grande distribuzione, un costo maggiore anche per questi negozi. Ma noi non ci avevamo pensato un secondo, ma senza neanche valutare il ritorno economico di questo. E posso dire, lo raccontiamo anche poco. Certo, cioè, in realtà questo lo stiamo facendo un po' anche con basso profilo. Oggi secondo me è giunto il momento anche di provare a raccontare a tutte le persone, ma soprattutto anche ai nostri clienti che entrano tutti i giorni dentro questi negozi, che c'è un valore in più. Al di là del prezzo del prodotto che trovano, possono trovare un ambiente che è certificato da un punto di vista ambientale. E rispetto all'asticella come si è alzata su questi aspetti, io penso che sia anche dovere nostro come azienda raccontarlo meglio ai nostri clienti. Questo però vi genera anche poi un grosso investimento iniziale, però un risparmio nel lungo periodo, che è quello che si dice poi un po' a tutti, anche no? Montare i pannelli. Questo sì, però sai, il ritorno sull'investimento ci vuole un bel po', certo. Ci vuole tanto tempo. Senti, come vi state preparando, torniamo poi a Pozzobon, a questa rivoluzione che sarà la distribuzione non più attraverso imballaggi, la faccio semplice, mi aiuterà lei tecnicamente, ma tramite i diffusori dei singoli prodotti per eliminare il più possibile la plastica, cioè ripeto, poi mi aiuterà lei. Questo è un tema molto complesso. Che sarà la nostra rivoluzione nell'andare ad acquistare nei prossimi anni, no? Perché poi ci sono altri paesi al di là dell'Italia e dell'Unione Europea, soprattutto il mercato anglosassone, certo, che è già partito, certo, che sta partendo, però su questo guardate non basta solo la grande distribuzione, bisogna che parta un circuito virtuoso tra grande distribuzione e industria di marca e l'industria produttrice. Certo. Perché la grande distribuzione alla fine non dico che sia passiva nel processo, ma riceve dei prodotti, certo, prodotti da qualcun altro, ha il compito di metterli all'interno dei propri negozi e di provare a venderli. Qua bisogna che parta un ragionamento serio, che sta partendo su certe categorie merceologiche, penso ai detersivi, penso alle toiletries, prima ancora del food, anche con le aziende produttrici. Questo è importantissimo. Insomma, aveva ragione Grillo qualche anno fa, vi ricordate che diceva no? Il tubetto, la scatola, quelle cose lì. A parte diciamo il voto agli anziani che andrebbe eliminato adesso, spero non sia un orizzonte, perché sennò questa... E bisogna anche eliminare la conflittualità tra aziende e grande distribuzione. Cioè per un momento secondo me bisogna togliersi dal campo competitivo
quindi la nostra azienda, contro Coop, Perché c'è un obiettivo più grande, perché lei bisogna dice. che ci sia un obiettivo L'obiettivo. comune, Certo. di lavorare con le imprese produttrici, che sono quelle che poi danno prodotto non solo alla Despar, alla Coop, alla Conad, a tutte le altre aziende. Bisogna eliminare i discorsi competitivi tra di noi e fare un ragionamento comune col mondo delle industrie. Cioè io compro il tubetto del dentifricio, c'è la scatola, che senso ha la scatola? No, questo è il ragionamento che si faceva. Assolutamente, io credo che la grande distribuzione deve tener conto che in giro ci sono i gas anche, cioè il fatto, i gruppi di acquisto solidale certo. che ti danno il prodotto nudo e crudo, senza involucri. Ecco, io credo che questa sia una cosa importante. Sarebbe bellissimo poter mettere insieme queste due realtà, perché guardate che in determinate località sta cosa qua funziona e funziona benissimo, e quindi va a mancare la possibilità per la grande distribuzione di intervenire e di poter... E la grande distribuzione deve fare assolutamente tutta un'opera di consapevolezza nei confronti del consumatore, partendo secondo me dalla scuola. Io critico ad esempio il mio supermercato perché fa le cose, porta i bambini a leggere le etichette, a vedere un attimo che prodotti ci sono, però poi non dice siamo noi che facciamo sta roba qua. Io proprio la settimana scorsa sono andato al caponegozio e gli ho detto guarda, secondo me è un piazzale meraviglioso davanti, perché non diciamo chiaramente che siamo per questa cosa, che siamo per fare un prodotto che sia e che la scelta sia consapevole, e invece no, lisci, senza preparazione. Il discorso si diceva prima in pausa, il discorso della comunicazione, capacità di comunicare. Andiamo a H Farm, voglio dire, non voglio fare pubblicità familiare perché c'è mia figlia che lavora alla H Farm, mi dirà un sacco di parolacce adesso che l'ho citata, però vediamo di fare questa cosa. I bambini sono delle spugne, nel senso che quando si intestano, io li ho visti durante... Imparano, no? Cioè imparano. Ma durante puliamo il mondo, durante le varie... Noi facciamo centinaia di migliaia di persone che portiamo in giro, facciamo 3 manifestazioni durante tutto l'anno e vedo i bambini che raccolgono il pezzettino di Allora, c'è questo video che da settimane gira, non so se è un avvocato indiano, no? Che ha iniziato a ripulire quella spiaggia che era una vergogna assoluta. Preso in giro da tutti, lo guardavano con sospetto, poi da solo ogni giorno sono diventate 3-4 persone, da 3-4 centinaia, e alla fine è diventato un paradiso di nuovo quel luogo, ed è un po' il senso di quello che stavamo dicendo. Direttore, diciamo l'ultima cosa, in prospettiva, diciamo, perché dobbiamo già chiudere. In attenzione, che altro progetto possiamo citare da parte vostra? Beh, in prospettiva continuare con tutti questi progetti qua che sono solo all'inizio. Cioè io dico sempre più... Però il consiglio che vi do è dovete farlo sapere, perché è quello che diciamo adesso perché se non si sa... Condivido, ed è compito proprio anche nostro di azienda, no? Di raccontarlo, dicevamo prima anche in pausa ai nostri clienti, per far capire che il prodotto e il prezzo che trovano è importantissimo, perché chiaramente la prima variabile che un cliente cerca è il risparmio, ma ci sono anche altri aspetti e altri valori. Però mi collego a quello che diceva prima il collega. È vero quello che dice lui, infatti in questo momento nel nostro mondo sono in grande difficoltà gli ipermercati, le superfici più grandi. Guardate, la nostra azienda ha la fortuna di averne pochissimi, per fortuna, e quindi abbiamo sofferto meno di questa crisi qua. Perché più grandi? Perché secondo me si collega anche a una consapevolezza maggiore che oggi il cliente ha, che le persone hanno nel comprare meno ma magari più frequentemente, e questo va in un'ottica di minor spreco. Una volta, negli anni 80-90, andavano in ipermercati, la grande spesa, si riempivano questi carrelli, era un grande trionfo per chi lavorava nel mondo della grande distribuzione, perché era facile, bastava mettere più prodotti possibili. Oggi è più difficile il nostro mestiere. È cambiato il modo di acquistare. È cambiato completamente il modo di acquistare. Una cosa che vedo continuamente è che, così pensando un po' agli agricoltori che fanno gli allevatori, vedo il prezzo della carne che si abbassa sempre di più, perché immagino che in pratica ci sia meno richiesta assolutamente da parte dei consumatori. Colpa dei vegani? No? È così? Allora, devo chiudere. C'è meno richiesta a quantità e maggiore richiesta di valore del prodotto. Di qualità. Sulla carne tantissimo. Assolutamente. Pensavo che volesse dire allevamenti intensivi, l'inquinamento. Poi solo l'ultima cosa. Sì, poi chiudiamo. Solo che poi noi parliamo sempre di clienti, ma anche di collaboratori che lavorano all'interno dell'azienda. Vi cito un esempio: noi abbiamo tolto tutte le bottiglie di plastica dalle nostre vending machine su tutte le nostre strutture di sede. Abbiamo consegnato migliaia di borracce
personalizzate ai nostri collaboratori, Ragazzi, sì. quindi abbiamo risparmiato un sacco di plastica da immettere nelle nostre vending machine. La soddisfazione più grande è stato l'orgoglio dei nostri collaboratori nel vedersi questa borraccia. Cosa vuol dire questo? Che anche una È un piccolissima gadget, è un cosa, simbolo di anche una appartenenza, goccia certo. Mia all'interno figlia- dell'oceano di questo problema qua poi può far tantissimo. Proprio oggi mia figlia è tornata a casa e mi ha detto: sai papà, che le cose che dicevi tu adesso le realizziamo a scuola. Bene. Ha la Bene. borraccia e beve da quella. Cioè in pratica non porta più la bottiglia, quella di plastica, ma ha sta possibilità qua. Qua bisogna Ed vedere è una anche cosa- poi... E lentamente, no, non lentamente, secondo me dobbiamo anche... Ma è forte anche come dobbiamo carica anche bruciare simbolica un po' e di ragionamento dobbiamo su questi bruciare aspetti. un po' le tappe. Chissà secondo poi i me. distributori automatici nelle varie aziende come finiranno con l'acqua, come si fa? Niente più bottiglietta, questo è un ragionamento infatti che anche i produttori di acqua stanno facendo. Grazie a Fausto Pozzobon, grazie a Fabio Donà, buon lavoro a tutti. Grazie a voi. A voi per averci seguito, restate in nostra compagnia, edizione flash del telegiornale, poi la prima serata dedicata allo sport. Grazie. Benissimo.